con Andrea Della Valle a commentare questa partita in cui hai giocato più di sabato scorso col Forte. Sì, ho giocato di più, mi sentivo anche più a mio agio, non devo riprendere dei ritmi della 1 che non sono uguali alla 2, che sono molto più elevati e Infatti ti ho come... visto uscire a un certo momento a rifiatare proprio, eri visibilmente Sì, sì, stanco. sì, perché ovviamente sono ritmi 2 volte quelli dell'anno scorso e sto cercando anche col preparatore di allenarmi di più per avere più fiato e durare di più in tutta la partita con i ritmi che ci sono in Può essere onda. anche un fatto mentale, le energie nervose che si spendono maggiormente perché la paura di commettere errori, può essere questo a Può anche stancarvi. essere perché ovviamente in squadra ci sono alcuni elementi nuovi, quindi dobbiamo tutti prenderci e adesso abbiamo dei giorni dove dobbiamo lavorare duro e mettere a posto tutto quello che non funziona, così tutti i giocatori sono a suo agio dentro in pista e possono dare il meglio per la squadra. Però al cospetto di una formazione costruita per andare nei playoff come obiettivo stagionale, siete stati in grado veramente di combattere ad armi pari. Dopo un inizio partita in cui vi ha tenuto su Marco Zanfi, il match era diventato equilibrato. Ecco, forse sugli errori gratuiti, li chiamo io, qualche palla persa di troppo che concede ripartenze, forse Breganze deve lavorare maggiormente perché concedere ripartenze in A1 Sì, è letale. è esatto, perché ci sono giocatori con molta esperienza che anche davanti porta hanno, cioè sono anche stati Castigano, capocannonieri e quindi certo. Nella tua prova ci sono state un paio di deviazioni, in particolare mi ricordo un tiro del primo tempo di Mattia Cocco dove hai fatto la deviazione che ti eri inserito molto bene, avevi cercato quella giocata. Tu sei una punta e quindi sono queste le tue giocate, no? sì, sono queste, solo che ovviamente dobbiamo anche costruire vari per queste giocate qua e appunto lavoreremo per inserire anche qualche deviazione. Ovviamente l'anno scorso c'era un gioco, quest'anno dobbiamo, cioè, dobbiamo farne un altro e devo anch'io prendermi. Avete 10 giorni di tempo perché si giocherà in posticipo e quindi si prospettano 10 giorni di lavoro per essere pronti alla sfida con Montebello dove si ricomincia e si riproverà a muovere questa classifica. Sì, Bocca al lupo esatto, e buona grazie. domenica. Forza Andrea.